Noi abbiamo molti lavoratori, facciamo circa 2500 patti di servizio l'anno tra Chioggia, Cona e Cavarzere, il comune di competenza del CP di Chioggia, e talvolta noi abbiamo molto spesso davanti il lavoratore. Ci siamo accorti che dovevamo fare il viaggio a ritroso del salmone, cioè non partire dal lavoratore ma cercare di partire da quella che è l'esigenza aziendale. L'esigenza aziendale, in particolare per l'imminente stagione estiva, capire cosa serve all'azienda e cominciare a salire il fiume. Dall'azienda non si va direttamente al lavoratore, ma si va alla formazione professionale, si va all'inserimento lavorativo. Ecco che siamo ospiti di ENAIP e ringrazio il direttore Cicigoi per il terzo anno di seguito. Quindi le esigenze formative per capire di dare all'azienda non il classico corso generico, ma ciò che veramente serve all'azienda per essere competitiva nel mercato del lavoro turistico, ma nel mercato del lavoro in generale. Due osservazioni. La prima, il mercato del lavoro sta cambiando molto negli ultimi anni. Se pensate dal punto di vista della demografia, cioè del motore che regge una regione, nel 2030 avremo nell'età lavorativa 15-45 anni quasi 400.000 persone in meno in Veneto. Fortunatamente tra i 45 e i 65 ce ne sono altri, per cui alla fine il saldo negativo sarà di 150.000 persone in meno di persone in età lavorativa. Quindi vuol dire che faremo fatica a trovare le persone che servono alle imprese, quindi dobbiamo essere molto più attenti nel curare tutte le persone che sono alla ricerca del lavoro e che quindi possono rivolgersi al centro per l'impiego e a tutte le strutture accreditate che possono fornire servizi. La Regione Veneto fa tante iniziative, la Regione Virtuosa in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi avete sentito parlare sicuramente molto di più di Olimpiadi, Paralimpiadi, molto anche di caos, insomma delle polemiche magari che ci sono state. Per fortuna è andato tutto bene e vedremo poi i risultati nei prossimi anni della Legacy. In verità la Regione Veneto investe molto e mentre venivo su, tra l'altro, così posso tranquillizzare anche il dottor Barone, stavo controllando una possibile delibera della prossima giunta sui 49 milioni dei gol, insomma, che va a rifinanziare, anzi a rimodulare quello che è l'investimento, perché proprio perché siamo capaci di avere una struttura così efficiente e una regione che su questo riesce a guardare avanti nella programmazione anche dei fondi PNRR e dei fondi europei, siamo non solo i migliori nell'utilizzo, ma veniamo anche premiati, e quindi questo ha potuto fare una rimodulazione allungando anche i tempi e quindi andando incontro al lavoratore. Il lavoratore, come diceva il dottor Barone, oggi non è solo chi cerca lavoro, c'è chi esce dal lavoro per ovvi motivi, c'è chi magari ha necessità invece di una formazione, quindi di un upskilling, quindi di aumentare e di avere un aggiornamento. Insomma, il mondo del lavoro è cambiato, non è solo la crisi aziendale, come si diceva prima il tasso di disoccupazione è molto basso, ciò non significa che tutti i lavoratori stanno bene. Oggi questo è uno dei tanti incontri, come diceva prima anche Nicola Boscolo Becchi, che ringrazio, e ringrazio naturalmente, visto che siamo insomma qui al caldo e non fuori in mezzo alla nebbia, ENAIP per quanto riguarda il dottor Cicigoi, che è qui, che come diceva ci siamo visti qualche giorno fa a Jesolo sull'ITS del turismo. È uno degli incontri che serve proprio per far mettere in rete quelle che sono le aziende private che hanno delle necessità e il mondo del lavoro, che oggi ha una minore, diciamo, quantità di persone che vanno alla ricerca del lavoro, ma dove il lavoro richiede una qualità maggiore. Allora, se è vero, come diceva prima dei numeri, che mancano molte persone, diciamo, nel mondo del lavoro e non si riesce a coprire tutta l'esigenza, le aziende aumentano magari la qualità del servizio diminuendo determinati servizi, lo vediamo nei ristoranti con i turni che magari vengono qualche volta in meno, piuttosto che magari i servizi degli alberghi dove vengono tagliati alcuni servizi, ma quei servizi invece che rimangono richiedono una qualità maggiore, e quella qualità maggiore è rappresentata da voi, che oggi siete stati selezionati insieme a tante altre persone per fare incontrare le aziende che poi vi parleranno, e questa è un'opportunità che per Regione Veneto è un modello virtuoso, perché non fa perdere tempo al lavoratore, non fa perdere tempo alle aziende, e soprattutto penso che a differenza di un mondo che rischia di essere una foresta a volte e anche pericolosa, qua invece siete sotto una forma di garanzia, perché le aziende, come i lavoratori che vengono insomma selezionati, diciamo, hanno permettetemi un termine, una supervisione che è fatta appunto da persone che studiano il mondo del lavoro quotidianamente, studiano le
persone, le necessità del mondo del lavoro e che quindi mettono in rete questo. Ecco, io credo che questo sia l'eccellenza quando parliamo di tante eccellenze del Veneto, e naturalmente cerchiamo sempre di performarci, e quindi anche da qui, dalle vostre magari critiche o consigli, e anche da quelli della parte delle aziende, il modello verrà sempre migliorato di più, in modo da cercare di trovare le migliori persone, associarle alle migliori aziende, per rendere naturalmente in Veneto un servizio di qualità, non solo in termini di turismo. Oggi parliamo di questo nella prevalenza, vedo alcune aziende insomma che hanno nomi ben specifici, ma lo cerchiamo di fare su tutti i fronti, perché soprattutto il mondo dell'artigianato, il mondo dell'industria, il mondo dell'entroterra rispetto alla costa insomma ha necessità maggiori, e anche su quello naturalmente Veneto Lavoro è in prima linea. Quindi auguri e in bocca al lupo a tutti voi, e insomma penso che questo sia una grande opportunità, e ringrazio ancora una volta Veneto Lavoro ed Enaip per essere sempre in prima linea su questo. Buon lavoro!